mica credo nell'America. L'America era fatta la mia fortuna. E io credo nell'America. Ho cresciuto mia fiola come un'americana, godere la libertà, ma consegna anche a non disonorare la famiglia. La gara è amoroso che non era italiano, e veniva sempre in giro, al cinema, come alla pizza insieme. E tornavo a casa tardi, alle ore piccole, mi non mai di niente, mai di niente. 2 mesi fa, sto putello, l'ha invitato ad andare a fare in giro in macchina un altro suo amico. L'ha fatta bere come una bestia, sta povera putella. E poi ha tentato di fare quel che poteva immaginare. La mia poppa, la tegno duro, la resistì, ma qui era una bestia. E gradati. Insomma, la pestata è brutto, e dopo la lasciata lì, sulla strada. Quando sono arrivato all'ospedale e ho visto la mia poppa in quelle condizioni lì, mi vengono le storniglie. Mi l'aveva consata proprio, insomma, gli ha dovuto cosirla col fil di ferro, non deve conto. Non poteva neanche piangere da come l'aveva ridotta. Piangevo a mezzo mio. Povera fiola, la luce dei miei occhi era sguarda come l'era lì, come me l'ha contato. Allora suonò la polizia. I 2 delinquenti la ciappai subito. Mica fatto il processo. Ma siccome non aveva la pedina pulita, gli ha detto, non ha precedenti, insomma, è distesa del processo, pur essendo condannati, la molai. Mi sono visti passare fuori e mi sono sta lì come un pirla lì dentro sta aula del tribunale, anche sti chi mi rideva in faccia. E allora ho detto alla mia sposa, per avere che giustizia, dove è nata da uno sguazzo, Don Corleone. E sa cosa mi ha detto carissima persona che dopo mi ha aiutato, il guazzo, quando se ne è a sua casa, sai cosa mi ha detto? Ma perché se ne hai dalla polizia? Se fosse venuto subito da me, a stora qui, quei 2, e si rialzava magnai dai bisi sottoterra. Capì che era mi guazzo. Non me ne vorrei.